Continuano anche in Africa le attività di volontariato dell'associazione A Cuore Aperto, presieduta dal cardiochirurgo agrigentino Giovanni Ruvolo, che da 14 anni collabora nella regione di Iringa con le suore della comunità Cristiani nel Mondo. Il progetto prevede assistenza sanitaria ai più bisognosi, sostegno all'istruzione e alla formazione e adozioni a distanza. Sono 3 i medici impegnati negli screening cardiologici che vengono svolti prevalentemente nel dispensario del luogo. Insieme al professor Ruvolo ci sono il cardiologo Paride Giannantoni e il cardioanestesista Andrea Farinaccio. A seguire personalmente i progetti è la moglie del professor Ruvolo, Margherita La Rocca, deputato regionale e presidente della Commissione Sanità. Gli altri volontari partiti alla volta dell'Africa sono Lara Pasquali, Lillo Restivo, Mattia Perri e Amedeo Vaccaro. Del gruppo fa parte Don Saverio Pititteri, cappellano dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Oggi più di prima, afferma il professor Ruvolo, riteniamo importante aiutare le popolazioni africane, soprattutto a casa loro. Noi continueremo a fare la nostra parte in Tanzania, come facciamo ormai da 14 anni. Il nostro contributo è certamente una goccia nell'oceano, ma siamo veramente contenti di poter aiutare anche poche persone a riscattarsi nella propria terra e non sentire la necessità di emigrare verso l'Europa, dove l'immigrazione di massa sta provocando tensioni sociali e politiche non indifferenti. Se la gente riesce a stare bene nella propria terra, non sente la necessità di fuggire. Abbiamo dato, aggiunge il cardiochirurgo Ruvolo, la possibilità di studiare a 200 giovani, alcuni dei quali sono già diventati medici e infermieri e a loro volta stanno contribuendo a migliorare i servizi sanitari.